Ciao ragazzi, nel video di oggi vi vorrei parlare dei temporali e di cosa bisogna fare nel caso in cui durante un'escursione ci imbattiamo in un temporale. Allora, principalmente possiamo suddividere i temporali in tre categorie. Possiamo avere i temporali frontali, per cui quelli che sono causati da dei fronti, delle perturbazioni, per cui l'aria fredda arriva, si incunea sotto l'aria calda e umida, la alza e si formano i temporali. Poi possiamo avere i temporali orografici, che sono quei temporali che si formano in particolari situazioni, in particolari aree della Terra, ad esempio dove le montagne sono vicine al mare, per cui l'aria calda e umida del mare attraversa la pianura, giunge vicino alle montagne, segue i versanti, risale lungo i versanti, incontra l'aria più fredda, condensa e si creano i temporali. L'ultimo tipo di temporali, che sono anche quelli più pericolosi e quelli che interessano di più chi fa escursionismo, sono i temporali di calore. I temporali di calore sono quei temporali che si formano di solito nelle ore pomeridiane o serali, a tarda primavera, inizio estate, e sono dovuti ad un forte irraggiamento solare che riscalda il suolo, per cui l'aria al suolo si riscalda, è umida, tende a salire, salendo di quota incontra aria più fredda, si condensa e si iniziano a formare delle nuvole, che sono i cumuli. Col passare delle ore i cumuli si ingrandiscono. I cumuli sono delle nuvole circa di forma cilindrica, diciamo, che possono partire dai 2000-2500 metri e giungere fino a 10.000 metri di altitudine. All'interno di un cumulo si formano le celle temporalesche che poi causano temporali. Maggiore è l'umidità e maggiore è il calore, maggiore sarà la potenza del temporale. I temporali frontali sono quelli più facili da prevedere, in quanto sono legati all'arrivo di una perturbazione che può essere studiata tramite modelli. I temporali orografici e soprattutto i temporali di calore sono più difficili cioè non più difficili, sono impossibili da prevedere. Si può fare qualcosa, si può dare una stima di quanto sia probabile che si formerà un temporale di calore nel pomeriggio, per cui prima di un'escursione è fondamentale consultare le previsioni del tempo, non quelle nazionali, quelle locali, perché quelle nazionali tendono a essere generali. Bisogna vedere le previsioni del tempo regionali o, se possibile, ancora più nello specifico, locali. Oltre a guardare le previsioni del tempo, è cosa buona anche leggere il bollettino meteorologico, perché se il previsore ha fatto bene il suo lavoro, se durante i suoi studi ha visto che le condizioni sono ideali per il formarsi di temporali di calore, nel bollettino avrà scritto probabilità di temporali di calore nelle ore pomeridiane, per cui voi circa saprete che è meglio non essere in cresta nelle prime ore del pomeriggio. L'elemento pericoloso di un temporale è sicuramente il fulmine. I fulmini sono formati, come penso sappiate, da due elementi: dal lampo, quindi dalla componente luminosa, e dal rumore, ovvero dal tuono. Perché si vede prima il lampo e poi si sente il tuono? Perché la velocità della luce è differente dalla velocità del suono. La velocità della luce si aggira intorno ai 300.000 km al secondo, la velocità del suono siamo attorno ai 340 metri al secondo, per cui la componente lampo luminosa del tuono, del fulmine, viaggia più velocemente, il suono arriva dopo. Conoscendo queste due velocità è possibile stimare a quanti chilometri di distanza cade un fulmine, per cui cosa bisogna fare? Quando io vedo il fulmine inizio a contare e conto i secondi che passano tra quando ho visto il lampo e quando inizio a udire il tuono. Questo numero che io conto lo divido per 3 per sapere a quanti chilometri di distanza è caduto, oppure lo moltiplico per 340 per sapere a quanti metri di distanza è caduto. Tenete presente che fulmini che cadono più lontano di 25 km da dove noi ci troviamo non siamo in grado di udirli, per cui quando iniziamo a sentire il brontolare del temporale vuol dire che il temporale è a una distanza inferiore ai 25 km. Allora, come vi dicevo prima, nel caso dei temporali, per limitare i rischi è fondamentale consultare le previsioni del tempo.
e quindi sapere in anticipo se ci saranno dei temporali oppure no. Se però purtroppo anche se uno ha pianificato bene l'uscita, può essere che magari il temporale arriva prima o ho perso tempo, per cui vengo colto da un temporale in montagna. E quindi cosa bisogna fare? Innanzitutto, come al solito, bisogna restare calmi, non bisogna lasciarsi prendere dal panico. E bisogna pensare bene a quello che si fa. È inutile iniziare a correre lungo i sentieri per arrivare prima al ricovero e rischiare così di scivolare e di farsi male. Ormai la pioggia la prenderemo, per cui bisogna pensare bene a dove andare e si va con calma. Le regole sono poche e sono sempre quelle, per cui se siamo in un pianoro bisogna evitare di essere l'unico elemento verticale, bisogna rannicchiarsi in posizione accucciata con i piedi uno vicino all'altro, prendersi così e stare bassi. Perché questa cosa? Perché bisogna, forse non tutti sanno, ma quando un fulmine cade non scarica tutta la sua energia nel punto in cui tocca a terra, ma un po' di energia si diffonde in maniera circolare attorno al punto dove il fulmine è caduto per un certo raggio. La posizione accucciata coi piedi vicino permette di minimizzare la scossa elettrica che ci può colpire in base a questo fenomeno. E ovviamente evitare di ripararsi al di sotto di alberi isolati o di rocce. Nel bosco ci si può riparare, se il bosco è fitto ci si può riparare all'interno di un bosco, ovviamente non sostando sotto gli alberi più alti e prestando attenzione a non appoggiare i piedi al di sopra delle radici degli alberi, soprattutto di alcuni alberi. Perché questo? Gli alberi al loro interno trasportano la linfa. Per effettuare gli scambi di sostanze nutritive utilizzano anioni e cationi, ovvero cariche. E queste possono condurre il fulmine dalla punta fino al suolo attraverso le radici, quindi rischiamo di essere folgorati. Poi ovviamente non bisogna sostare in punti elevati, non bisogna sostare vicino a croci o pali metallici e ovviamente bisogna evitare assolutamente le vie ferrate e anche le pareti scoscese. E in generale sarebbe meglio, soprattutto se avvertite l'elettricità nell'aria, per cui se sentite il crepitio dell'elettricità nell'atmosfera oppure se vi si rizzano i peli, vuol dire che siete proprio all'interno del temporale. In quel caso sarebbe meglio togliersi di dosso gli elementi metallici o elettromagnetici, anche i cellulari, batterie, queste cose. Meglio metterli nello zaino. Attenzione alle racchette, se le avete infilate magari con la punta verso l'alto, toglierle assolutamente. E appunto se siete proprio all'interno del temporale e dovete utilizzare la posizione accucciata, magari toglietevi lo zaino, lo mettete a una certa distanza da voi e voi non tenete proprio niente di metallico addosso. Allora, questi sono i consigli che si danno sempre. Io vorrei insistere su un punto principalmente, ovvero che è quello della pianificazione per ridurre al massimo i rischi. Questi consigli, quelli di non sostare, di andare nel bosco, sono l'ultima opportunità che abbiamo se siamo stati se siamo stati sorpresi da un temporale, ma questo non dovrebbe succedere, bisognerebbe riuscire a pianificare le escursioni in modo da evitare questa evenienza. Per cui oltre a consultare le previsioni del tempo, controllate il percorso, se sono previsti temporali al pomeriggio dovete riuscire a superare il pezzettino del vostro percorso in cresta entro le 2 del pomeriggio ad esempio, e poi date sempre un occhio al cielo, guardate com'è il cielo. Se la mattina era bello limpido, al pomeriggio già verso ora di pranzo iniziano a formarsi delle nuvolette che iniziano a condensarsi l'una sull'altra, se vedete delle nuvole a forma quasi cilindrica, cioè che partono dal basso e si sviluppano in verticale, se si alza il vento, se per caso avete un orologio barometrico, controllate la pressione la mattina quando partite, se al pomeriggio è calata di molto, questi sono tutti degli elementi che stanno ad indicare il possibile svilupparsi di un temporale, per cui come al solito il miglior consiglio che posso darvi è quello di pianificare bene l'uscita per prevenire l'eventualità di essere colti da un temporale. Bene, per oggi ho finito, spero che anche questo video vi sia piaciuto, risulti interessante e spero di aver
dato qualche dritta a chi magari si sta avvicinando al mondo dell'escursionismo e quindi non è proprio esperto in tutti i campi, non che io lo sia. Allora, intanto vi ringrazio per aver visto questo video. Lasciate qualche commento, fatemi sapere, magari raccontatemi delle vostre esperienze. E per oggi è tutto, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!